nominato vice segretario federale della Lega, avrà un ruolo organizzativo cruciale nell'affiancare Salvini. La missione è l'autonomia e continua a lavorare per il terzo mandato di Zaia alle regionali. Il maltempo non dà tregua in Veneto, allerta meteo prolungata fino a tutta la giornata di sabato. Intanto Zaia firma lo stato di emergenza per i territori colpiti tra Marca e Padovano. Maltempo anche a Bassano, paura a Sant'Eusebio per la frana che ha visto un enorme masso arrivare a pochi passi da un'abitazione. Potrebbero esserci motivi di studio all'origine della tragedia avvenuta del 23enne che si è gettato dall'11° piano di un palazzo di Padova, la testimonianza del portiere dello stabile che ha cercato di dissuaderlo. Arriva la denuncia dell'Ente Nazionale Protezione Animali per il 25enne Chioggiotto che ha ucciso a bastonate il gattino della sua fidanzata regalatole dall'ex. Il racconto shock della ragazza: c'era sangue dappertutto. DDL carburanti, fumata nera dopo l'incontro tra i gestori degli impianti e il ministro Urso. Si va verso lo sciopero dei benzinai anche in Veneto. Intervento record per un cista all'ospedale di Oderzo, rimossa ad una paziente 75enne una massa addominale grande come un pallone da calcio. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione regionale dei nostri telegiornali. In primo piano lo avete sentito, la politica, perché c'è un nuovo incarico per il padovano Alberto Stefani, nominato vice segretario federale della Lega durante il consiglio riunito a Roma da Matteo Salvini. Guardando alle regionali in Veneto nel 2025, Stefani rilancia: continuo a lavorare per il terzo mandato per Zaia. La nomina era nell'aria, è ufficiale, sarà Alberto Stefani, numero 1 del Carroccio in Veneto, uno dei 2 nuovi vice segretari della Lega. Lui e Claudio Durigon, laziale sottosegretario al lavoro, andranno ad affiancare Andrea Crippa, prendendo il posto del ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti e del presidente della Camera, il veronese Lorenzo Fontana. Tutto come previsto per il giovane deputato veneto, ex sindaco di Borgoricco e presidente della commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale. Un'emozione grande, io cercherò ovviamente di offrire il mio massimo supporto al partito. Io sono in questo movimento dall'età di 15 anni e quindi non può che essere oggi una grande emozione per dare il proprio contributo a quello che è il movimento nel quale sono cresciuto. Moderato ma da sempre a fianco del segretario Matteo Salvini, Alberto Stefani ha ricevuto un mandato di tipo organizzativo legato ai congressi regionali che restano da celebrare e al futuro congresso federale. Un approccio molto gestionale. D'altra parte io ho avuto la possibilità di ricoprire questo incarico sia a livello provinciale a Padova, Venezia, poi a livello regionale e oggi a livello nazionale. Cercherò ovviamente di mettere al servizio del partito, nonostante la mia giovane età, le esperienze che ho avuto nella gestione del movimento. Un movimento da rilanciare partendo da quella che Stefani considera la sua forza, l'identità, che deve tornare al centro dell'azione della Lega, aggiunge. E guardando al Veneto, Stefani, da più parti candidato in pectore per la Lega come futuro presidente della regione, rilancia. C'è ancora margine per un terzo mandato a Luca Zaia. Sto lavorando, anzi sono il primo firmatario, quindi anche pubblicamente, della proposta di legge per il terzo mandato di Zaia, perché credo che Luca Zaia abbia debba avere la possibilità di fare un altro mandato. Ovviamente ci deve essere la convergenza politica di tutte le forze politiche centrodestra. Abbiamo visto che Forza Italia si è chiamata fuori lanciando Tosi. Noi abbiamo un'idea diversa, l'idea che la Regione Veneto debba restare a guida leghista per continuare il percorso di autonomia che abbiamo lanciato, per renderla effettiva. E adesso il maltempo, perché in Veneto non rientra l'allarme, anzi è stato prolungato fino a sabato sera lo stato di attenzione su zona montana e pedemontana, soprattutto per forte vento tra Nervesa e Giavera. Siamo in provincia di Treviso, la situazione resta critica anche oggi per molti cittadini e commercianti. È stata una giornata di passione. Sì, ho visto. Se teneva botta questo, eravamo salvi, non è esploso. E non è fino,
L'acqua che sfonda bocche di lupo e infrange i vetri, l'acqua che si insinua in ogni pertugio e danneggia elettrodomestici e auto. A quasi 40 ore dalle inondazioni, in via Montello a Giavera è ancora il momento della conta dei danni e della paura. Siamo disperati. Non sappiamo più che santi chiamare, chi chiamare. Il sindaco ci viene incontro, ci aiuta, ma è limitato anche lui. Non sappiamo cosa fare. Provvisoriamente tutti quanti ci si arrangia con delle paratie, sacchi e altre cose finché non si trova una soluzione. Ecco, ognuno, diciamo così, corre ai ripari come... Sì, purtroppo sì. Via Montello negli ultimi anni è finita sott'acqua 3 volte, la prima nel 2018, la seconda il 9 giugno scorso, la terza poche sere fa. Comprensibile a questo punto l'esasperazione, per alcuni non c'è stato nemmeno il tempo per risollevarsi. Questa è dove è arrivata l'acqua il 9 giugno e questa è quella dove è arrivata l'altro ieri. Ogni volta che piove, ogni volta che c'è una nuvola un po' più nera abbiamo paura e non sappiamo più cosa fare. E questo mentre continua a piovere, con il centro funzionale della Protezione Civile che ha prolungato a tutto sabato lo stato di attenzione per vento forte su area montana e pedemontana. Resta l'avviso di criticità idraulica e idrogeologica e resta quindi la paura come quella provata dal signor Aldo Lucchetta, che ha tentato di mettere in sicurezza il suo garage con dei sacchi ma non ha avuto il tempo materiale per farlo. L'acqua lo stava travolgendo. L'acqua mi arriva da qua e mi ho preso paura. Tutti questi anni qua è la prima volta. Garage, cucine da buttare, intonaci, ricordi di una vita. L'elenco in questo angolo di Giavera si allunga ora dopo ora. Arriva che è un fango e adesso ecco, io per pulire qua, per sistemare mi ci vogliono, non so, io 20.000 euro se mi bastano, no, non mi bastano, no. E intanto il presidente Zaia ha decretato lo stato di emergenza regionale. Chiediamo ristori veloci e regole chiare, dicono le famiglie e le attività colpite. Documentate i danni, l'appello del sindaco di Giavera. Potevamo aver considerato il discorso del furto del furto o comunque che succedesse qualcosa agli impianti, ma non certo quello dell'acqua, anche perché qua attorno non ci sono fiumi che esondano come magari da altre parti. Aveva messo in conto la visita di possibili ladri, ma non la furia dell'acqua. Milly Marcolin, titolare accanto al marito di questo laboratorio di bioedilizia a Bavaria di Nervesa della Battaglia, epicentro dell'emergenza. Qui come altrove la conta dei danni è in evoluzione. Finché non abbiamo tirato fuori l'acqua non possiamo neanche tirare fuori il resto della roba, perché non sappiamo neanche come sia messo giù di là. Cioè lì è caduto per terra tutto quanto, però finché non abbiamo levato via l'acqua non possiamo sapere. Cioè bisogna quantificare i danni quando abbiamo finito, insomma. Posso chiederle se siete assicurati contro? No, perché questo non per l'acqua. Poco distante la casa di Gianna Bignou, liberata dal fango sì ma non abitabile. Tutti gli elettrodomestici della cucina sono fuori uso, danneggiati il parquet e gli interni, ma per Gianna, che è già stata in comune, non è solo una questione di ristori. Semplificazione delle cose, capire la natura del problema, perché non è la bomba d'acqua in se stessa, e a un certo punto io sono sfollata perché sopra al piano superiore ho solo la camera, per cui non avendo niente di utilizzabile per mangiare, lavarmi e tutto, sono costretta ad andare da mio fratello. Lei dice sono sfollata a casa mia. Sono sfollata a casa mia, sì. Nel frattempo il presidente Luca Zaia ha decretato lo stato di emergenza regionale che nella Marca riguarda oltre a Nervesa e Giavera anche Volpago, Arcade e Susegana. Dal sindaco Maccari parte un appello preciso. Ho visto stamattina che Zaia ha dato lo stato di calamità, quindi questo insomma mi sembra una cosa propositiva e quindi rinnovo anche ai cittadini, come abbiamo mandato ieri il messaggio, di chi ha avuto danni, portare l'esposto in comune in modo che noi raccogliamo e facciamo da cabina regia nei confronti anche dello stato di calamità. La partita è fondamentale, l'obiettivo per tutti è ripartire. Sarà anche dura perché come azienda siamo una piccola azienda, quindi non è che abbiamo molti mezzi o possibilità di investire nuovamente.
A Sant'Eusebio, frazione di Bassano, invece il maltempo provoca il distaccamento di un grosso masso dalla collina, masso che rotola giù per decine di metri e si ferma a ridosso di un'abitazione. Un boato rompe il silenzio della notte, un rumore fortissimo, è il suono di materiale che rotola giù dalla collina. Fa paura il masso che si è staccato dalle pendici del colle e che si è fermato a ridosso della vecchia canonica a fianco dell'antica pieve di Sant'Eusebio. Un volume di circa 8 metri cubi è precipitato pericolosamente verso valle, investendo tutto ciò che ha incontrato nella sua corsa. Ecco le piante di olivo che ha abbattuto e il terreno che ha schiacciato. Questa mattina c'è stato il sopralluogo da parte dei vigili del fuoco e dei responsabili dell'ufficio tecnico comunale per cercare di capire com'è la situazione della parete della collina. Allora ci sono anche degli altri massi che si sono staccati, non ci hanno ancora detto il volume di questi massi che sono pericolanti, è una situazione in divenire che ha costretto alla chiusura della strada, la strada che porta verso l'eremo di San Bovo e Varrovina. Vedete il nastro rosso e bianco che impedisce il passaggio di pedoni ma anche ovviamente delle macchine. Nella vecchia canonica vivono attualmente una ventina di pakistani, sono loro ad aver avvertito il boato proprio dietro casa. Ora ovviamente c'è paura per il rischio di altri distacchi. Sembrerebbe che dalla parte sommitale appunto della collina ci sia ancora del materiale, tra l'altro di forma tondeggiante, è stato appurato questo, quindi insomma con il rischio che poi se ci sia un distacco questi prendano anche velocità e vadano a finire in strada. Una situazione che va monitorata, l'ordinanza di chiusura della strada potrebbe arrivare già nelle prossime ore. E sulla base insomma della situazione dovremo fare un'ordinanza contingibile urgente ai proprietari dei fondi e valutiamo insomma se nelle prossime ore il materiale comincia a scendere verso strada dovremo fare un'ordinanza anche di chiusura della stessa. E forte vento e pioggia anche nel Padovano, soprattutto nella Bassa e nel Monselicese. Pioggia battente con scrosci improvvisi e la formazione di una supercella sui cieli di Padova, ma è stato il vento a creare i maggiori disagi a partire dal tardo pomeriggio di ieri. A essere flagellato soprattutto il Monselicense, dove la caduta di un palo dell'energia elettrica dovuta alle folate ha lasciato al buio per ora il quartiere di Santa Cosma, mentre in via Storta disagi si sono avuti sulla linea telefonica per la caduta di un palo della telefonia. Problemi anche a Stanghella e Pozzonovo, dove la forza del vento ha sradicato questo albero. La nuova perturbazione ha portato un deciso calo delle temperature. Nella giornata odierna resta l'allerta gialla per piogge diffuse emessa dal bollettino della regione. Dunque in poche ore siamo passati dalla canottiera al piumino, difficile fare i conti con il pure annunciato brusco calo delle temperature causato dalla perturbazione che almeno fino al primo pomeriggio di domani stazionerà sul Bellunese. Pioggia battente, vento forte nelle vallate, neve sui passi in quota, soprattutto Fedaia e Campolongo, come mostrano le foto della comunità social Viabilità Bellunese, dove il termometro è sceso di pochi gradi sotto lo zero. Andrà peggio dalla serata, quando la quota neve è prevista in abbassamento fino a 1500 metri di quota e, come segnala l'ARPA, va tratti anche fino verso i 1000 metri di quota. Il vento ha causato la caduta di qualche pianta e fino ad ora non si registrano particolari situazioni di disagio. La cronaca potrebbero esserci motivi di studio all'origine della tragedia avvenuta a Padova, dove un ragazzo di 23 anni si è gettato dall'11° piano di un grattacielo. La ricostruzione con la testimonianza del portiere dello stabile che ha tentato fino all'ultimo di dissuaderlo. Resta un rammarico di non essere riuscito a localizzare dove si trovava finché cercava di buttarsi giù, perché io ero sotto che cercavo di dissuaderlo, di desistere, l'ho invitato in portineria, lui mi diceva che non ce l'aveva con me, farfugliava, diceva che la laurea ce l'aveva con lui, che gli esami e la tesi l'aveva fatta. Quelle
Quelle parole Antonio le ha impresse nella mente. Le urla di quel ragazzo che ha cercato invano di convincere a non gettarsi sembrano risuonare ancora nel grande vano scala della torre. Ci potrebbe essere un disagio legato a motivi di studio all'origine della tragedia che si è consumata a Padova nel Palazzo Europa di via Matteotti, dove uno studente di 23 anni, originario di Romano de Zelino, si è gettato dall'11° piano. Antonio, il portiere dello stabile, ha cercato di intervenire e di farlo desistere quando ha sentito il rumore di vetri della finestra che il giovane ha rotto prima di precipitare nel vuoto. Mi urlava e mi diceva: non ce l'ho con lei, se ne vada via perché sennò si fa male. E dopo un certo momento ho sentito il tonfo, me lo sono visto davanti che stavo chiamando il 118 e quindi basta. All'11° piano le tracce di sangue vicino alla finestra e lo zaino del 23enne con il suo giubbetto. Quando è arrivato nulla lasciava presagire al gesto estremo. Aveva un appuntamento dal parrucchiere già prenotato il giorno precedente e ha suonato il campanello normalmente, aveva il giubbetto di cuoio, aveva lo zainetto sulle spalle, quindi è entrato senza dare nessun motivo, non era né irrequieto, sereno. Il pubblico ministero ha disposto l'autopsia ed è stato sequestrato lo zaino del 23enne per cercare di avere le risposte per spiegare il suo gesto estremo. Spesso però le sofferenze dei giovani non sono sempre così evidenti, spiegano le responsabili di Telefono Amico, la ONLUS che aiuta le persone in difficoltà e che hanno bisogno di un sostegno. Ci sono tante cose che possono passare dentro all'anima, alla testa di una persona, e segnali che a volte non vediamo, segnali che a volte non ci sono perché la sofferenza rimane dentro. Il gatto morto massacrato a Chioggia. L'ENPA ha denunciato il ragazzo e chiede venga riconosciuta la pericolosità sociale. Nel frattempo la proprietaria racconta il dramma vissuto quella notte e la freddezza di quello che ormai è il suo ex fidanzato. Ieri sera sono entrata dentro casa e mi sono messa a piangere perché comunque nel muro del soffitto ho ancora qualche macchiolina di sangue, non sono riuscita a buttare via la ciotola del gatto, ho ancora tutto qua. Quindi quando entro dentro casa mi sento male. A parlare è Laura, la proprietaria 23enne di Green, il gatto che è stato massacrato a Chioggia da colui che ormai è diventato l'ex fidanzato e che nel frattempo è stato denunciato, oltre che da lei anche dall'ENPA. Un racconto raccapricciante quello di Laura, da quando quella sera è rientrata a casa. Quando ho aperto la porta ho sentito un odore fortissimo di sangue e lui era in bagno con un piede fuori e un piede dentro la doccia e io l'ho guardato e gli ho detto, completamente in shock, gli ho detto: ma cosa è successo? Ma è tuo questo sangue? E lui mi guarda e mi dice: no, è del gatto, con una fierezza sul viso che non dimenticherò mai. Mai un segnale di pentimento, racconta Laura, totale indifferenza, mentre lei ancora non capiva cosa fosse accaduto. Inizio a vedere sangue dappertutto, ciocche di pelo attaccate alle finestre, per terra, e in tutto ciò non vedevo il gatto. Lui esce, si fa una doccia proprio veloce, esce e io gli dico: scusa, mi puoi spiegare da dove viene questo odore? Mi dice: prova a vedere dal bidone. Io apro il bidone e trovo la scopa rotta in 3 pezzi dentro. Quella con cui aveva massacrato Green, oltre che prenderlo a calci e pugni, fracassandogli mandibola, denti, vescica. Ma lui continuava a far finta di nulla mentre Laura si sentiva male. Ho iniziato a vomitare sul lavandino. Mentre vomitavo sul lavandino lui se ne usciva con frasi tipo: olè, ecco che vomiti, voilà. E io intanto lo ascoltavo, ma ero fuori di me, non riuscivo a capire cosa stesse succedendo. Lui era attonito, con gli occhi fermi, non faceva niente. L'unica cosa che ha fatto è stato vestirsi e tendersi a letto. Io gli ho detto: ma cosa fai steso a letto? Aiutami, togli tutto quello che c'è da sopra il letto e spostiamolo. Lui mi dice: cosa devo togliere? Io ho detto: tutto quello che c'è sopra lì, toglilo. Inizia a togliere le federe dei cuscini, il lenzuolo, tutte queste cose là. Poi spostiamo il letto insieme. Una volta che io l'ho spostato ho visto sangue per terra, sul muro. Era una cosa
allucinante. A quel punto il 25enne dice di aver picchiato il gatto perché aveva fatto i bisogni a terra e di averlo poi messo nella sua cesta a riposare, ribadendo che non aveva nulla, quando invece Laura l'ha trovato tramortito in un lago di sangue. Poi la corsa nella clinica veterinaria di Padova. Lui dice davanti al veterinario che lo ha trovato così il gatto, che lui è arrivato a casa, lo ha trovato sotto una macchina. Versione a cui il veterinario fatica a credere. Solo andando a casa il ragazzo confesserà a Laura di aver avuto un raptus perché il gatto apparteneva a lei e all'ex fidanzato. L'avevano trovato insieme in un prato, di cui la decisione di chiamarlo Green. La ragazza crede di essersi salvata. Io avevo paurissima. Il mio pensiero è quello che se non fosse stato quella sera sarebbe stato tra un mese, tra 2 mesi, tra un anno, perché se la persona era veramente quello che si è dimostrato, lo avrebbe fatto anche con me. Devo cercare di farmi forza per lui, perché lui si è sacrificato per me e glielo devo, e per continuare questa battaglia. DDL carburanti, fumata nera dopo l'incontro tra i gestori degli impianti e il ministro Urso. Si va verso lo sciopero dei gestori. Siamo molto delusi, sappiamo che ci sarà molto probabilmente un incontro da qui a 10 giorni, nel frattempo noi ci stiamo organizzando perché questo passaggio non può essere fatto in questa maniera qui. Pronti allo sciopero i gestori degli impianti di rifornimento contrari al DDL carburanti del governo. Nessun passo in avanti dopo l'incontro che ha visto il faccia a faccia tra il ministro dello sviluppo economico Adolfo Urso e i rappresentanti delle associazioni di categoria, critici su diversi punti a partire dalla cosiddetta precarizzazione dei contratti di fornitura a solo vantaggio delle compagnie petrolifere. Se noi pensiamo che un disegno di legge possa ammettere dei contratti che attualmente sono vigenti sul territorio e da noi ritenuti illegali, e il disegno di legge deve rendere legali questi tipi di contratto, non lo condividiamo. Noi chiediamo che la contrattualistica venga condivisa con l'associazione di categoria, che tuteli il gestore singolo, e questo è il nostro ruolo. Tra i punti del contendere la cartellonistica con il governo che nel decreto ha deciso di eliminare la norma che garantiva la trasparenza dei prezzi tra self-service e servito, operazione che potenzialmente porterebbe nelle casse delle compagnie petrolifere €1 miliardo. Ci siamo battuti su un cartello medio regionale che abbiamo sempre ritenuto ininfluente e non al servizio del consumatore, e con un colpo di spugna adesso vogliono togliere il cartello del differenziale, l'unico cartello che effettivamente indica il prezzo servito e il prezzo self che serve all'utente per potersi rifornire sull'impianto, e vogliono togliere anche questo. Max intervento chirurgico all'ospedale di Oderzo. Una massa addominale di più di 25 cm e di quasi 5 kg, più grande di un pallone da calcio, è quanto presentava una paziente di 75 anni quando è stata presa in carico dall'equipe del dottor Marco Brizzolari, direttore della chirurgia dell'ospedale di Oderzo. La donna da alcuni mesi si era accorta di un rigonfiamento addominale al quale però inizialmente non aveva dato peso. Con il passare del tempo però l'anziana ha notato l'addome diventare sempre più disteso e duro e ha iniziato ad accusare dolori al basso ventre. Che aveva compresso le strutture limitrofe, vale a dire l'intestino, e cominciava a dare non solo dei dolori, ma anche delle difficoltà di canalizzazione. Su indicazione del medico di base si è sottoposta a degli approfondimenti diagnostici radiologici che hanno evidenziato la presenza di una voluminosa massa cistica con caratteristiche sospette. A quel punto si è reso necessario un complesso intervento chirurgico all'ospedale di Oderzo, che ha visto la collaborazione dell'equipe del dottor Brizzolari e quella del professor Giacomo Zanus, direttore della chirurgia 2 dell'ospedale di Treviso, grazie a tecnologia all'avanguardia. Proprio questa tipologia di set ci ha consentito di portare a termine un intervento complesso in maniera ottimale, senza perdite di sangue, con un recupero rapidissimo della paziente, che è stata poi dimessa rapidamente. Un lavoro di squadra che ha salvato la vita alla paziente. Questo è un esempio bellissimo di collaborazione tra professionisti, tra strutture ospedaliere che sono vicine e che possono collaborare in maniera ottimale. Quindi salva la vita sì, un controllo, ma soprattutto un controllo in strutture di livello. Ed è tutto, adesso la sigla e poi le previsioni meteo. Grazie per l'attenzione, buona serata.